Benvenuti all'appuntamento con il sindaco Enrico Trantino, il sindaco di Catania, grazie per essere ancora con noi. Buongiorno. Rigorosamente in diretta, fatevi sotto con i vostri WhatsApp al 342 74 55 005, li leggeremo poi in diretta nel corso del programma, altrimenti ancora sempre in diretta con le vostre email sicilia24focus@telecolor.it. Sarà un bel capodanno, sindaco, con Mario Biondi e Tananai a Piazza Duomo? Assolutamente sì, abbiamo desiderato scegliere un'offerta che in qualche modo potesse attrarre tanti giovani quanti meno giovani, quindi è abbastanza varia. Abbiamo anche peraltro inserito nel palinsesto la nostra Caserta Castiglia, che sta mettendo successi sempre maggiori in tutto il panorama nazionale, alte presenze di soggetti locali che certamente valorizzeranno il contenuto della serata. Tananai e Mario Biondi costituiscono i due clou, visto i successi nazionali ed internazionali, e quindi la possibilità anche di dare alla città quella immagine di calore che già è insita nel tipo di festa che stiamo per attraversare, e che nello stesso tempo vorremmo abbracciarsi i catanesi anche con un qualcosa che li coinvolgesse emotivamente, come può essere per esempio una bella serata canora. Sarà senz'altro così, malgrado le noti dolenti che stiamo per vedere, sindaco, la classifica sulla qualità della vita del 2023, le città italiane dove si vive meglio, e la classifica che fa ogni anno Italia Oggi, secondo. Vedete, è partita qua il cartello, i primi tre sono sulla sinistra, Bolzano, Milano, Bologna, sono 107, Catania è piazzata al 103esimo posto, l'anno scorso era al 100, come si dice? 2, al posto 102. Purtroppo tutte le siciliane sono un po' messe maluccio. Questo è un 25esimo rapporto realizzato dal quotidiano, che si chiama Italia Oggi, in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma. Su quali criteri si basa? Vediamo l'altro cartello, cioè che cosa è che determinano poi la qualità della vita. Ecco qua, vedete, affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati, reddito e sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, salute, quindi il sistema di salute naturalmente, e poi ancora il tempo libero. Ecco, allora adesso sindaco, prima della sua risposta ci guardiamo questo bel servizio di Tonino De Mana. Bolzano in testa, Catania quasi in coda. Sono distanti le due città non solo geograficamente, 1424 km, per qualità della vita che poi si traduce in benessere dei cittadini. Il capoluogo etneo arranca nella storica indagine del Sole 24 Ore, che misura la vivibilità delle 107 province italiane, e perde anche un posto rispetto alla passata edizione. L'amministrazione Trantino, insediatasi da pochi mesi e quindi esente da responsabilità in questo report, per la verità impietoso, è così chiamata a raddrizzare una nave che, a giudicare dal 103esimo posto, sembra imbarcare acqua da tutte le parti, specie alla voce ambiente. Ed in effetti Catania è una città sporca, ma sono molteplici le responsabilità che vanno ricercate nell'insufficienza di ore di lavoro dedicate alla raccolta della spazzatura, alla mancanza di sorveglianza da parte del comune rispetto all'applicazione corretta delle regole e nell'incapacità di molti cittadini a differenziare correttamente i rifiuti. Strade e marciapiedi sommersi di spazzatura in centro ed in periferia, immagini che mortificano una città che per il Natale si accende, ma che al tempo stesso rimane sommersa di immondizia, con strade anche del centro storico ricoperte di rifiuti e dove lo spazzamento non garantisce una pulizia adeguata. Via dei Crociferi e dintorni, mete predilette dei turisti ed inserite nei circuiti culturali più suggestivi della città, sono una cartolina poco edificante, dove persino chiese e palazzi di pregio sono attaccati dal verde, non quello pubblico. Qualità della vita che risente dei servizi con i catanesi sempre più legati all'auto e poco avvezzi ai mezzi pubblici. Ne deriva un traffico insostenibile, reso ancora più caotico e nevrotico anche per la sosta selvaggia. Lo abbiamo più volte documentato in via Santa Sofia, dove le ambulanze restano imbottigliate prima di raggiungere il pronto soccorso dell'ospedale policlinico, ma gli esempi cattivi arrivano da ogni parte della città, compreso il salotto buono, quella che vedete è un'auto sul marciapiede della salita di San Giuliano, un'abitudine che non si riesce a debellare, un vizio che attanaglia decine di catanesi che a sua volta danneggiano altri catanesi. Sindaco, perché sono così distanti Bolzano e Catania? Quanto sono distanti?
Oddio, io spero di contenere la risposta in un tempo utile, nel senso che veramente il servizio e la classifica mi consentirebbero di parlare tanto, però cercando di concentrarci solo su alcuni punti. Io credo che sia significativo già il fatto che il servizio cominci con le immagini dei nostri mercati natalizi e dei decori inaugurati giovedì scorso, a fronte di una realtà assolutamente identica che si vive a Bolzano. Bolzano è nota anche per i suoi mercati natalizi. Ecco, se noi sovrapponiamo i mercati natalizi di Bolzano e quelli di Catania, e quindi in questo momento il nostro centro storico a quello di Bolzano, che è la prima in classifica, non solo non c'è nessuna differenza, ma anzi noi godiamo di una condizione meteo straordinaria che Bolzano non ha. Oggi a Bolzano ci sono 2 gradi, a Catania ce ne sono 24. E allora qual è il problema? Guarda caso, tutte le città in testa alla classifica sono le città in cui regna un senso civico che da noi invece manca. Inutile che ce la guardiamo, io potrei tranquillamente e ipocritamente dire, è stato detto anche nel servizio, sono dati del passato, sta cambiando tutto, no, non cambierà mai nulla se i cittadini non fanno la loro parte. Purtroppo la realtà dura è che nel nord c'è comunque un coinvolgimento dei cittadini nella vita della città che a Catania è assolutamente latitante. A Catania il cittadino pensa solo a se stesso e non pensa poi a quel che può produrre la sua azione, la sua condotta sui temi su cui poi si confronta la Quindi città. la colpa è del senso civico scarso, non c'è responsabilità da parte delle amministrazioni? Un minuto, non ho detto questo e non direi mai questo. Intanto vorrei correggere, ci sono alcuni dati inesatti, non è vero che c'è un inadeguato spazzamento della città, perché negli ultimi 2 mesi abbiamo moltiplicato lo sforzo e già i risultati si vedono. Sicuramente le amministrazioni devono fare molto di più, però è anche vero che le amministrazioni, come ribadirò sempre, da soli non potranno mai risolvere il problema della pulizia, non potranno mai risolvere alcuni problemi sulla qualità della vita. Cerchiamo di comprenderci allora su cosa possiamo intervenire. Per esempio, noi siamo all'ultimo posto in classifica sull'ambiente. Per quale motivo? Abbiamo un carico di autovetture all'interno della città assolutamente insostenibile. I catanesi, i cittadini, chi viene dalla provincia, perché poi la nostra è una città particolare per effetto della conurbazione, della presenza di tantissimi paesi che sono di fatto Catania, dicono che hanno bisogno della macchina perché sono inadeguati i servizi pubblici. Potremmo rispondere che i servizi pubblici sono inadeguati perché ci sono troppe macchine, e allora è chiaro che l'amministrazione deve provare coattivamente a dissuadere l'uso dell'autovettura. Stiamo chiudendo qualche strada, stiamo inserendo tutta una serie di varchi pedonali che saranno utilizzati anche per, in via sperimentale, circoscrivere e delimitare l'area in cui si può accedere con l'auto gratuitamente. Sono ovviamente tutta una serie di progetti che abbiamo in mente, che dobbiamo capire poi come rendere attuali, perché laddove da soli i cittadini non comprendono quel che devono fare, è giusto anche che noi amministratori stabiliamo delle regole che poi dovranno essere seguite. Però potenzierà anche i trasporti pubblici? Assolutamente sì. Allora, vede, noi abbiamo una coperta cortissima, l'ho detto l'altra volta, lo dirò sempre, spoghi a Cristo e vesti a Maria. Noi abbiamo un bilancio che non ci consente di fare miracoli. Avremo bisogno di 2 milioni di euro in più per garantire 1 milione di chilometri in più all'AMT, e in questo modo evitare quelle immagini che anche a me infastidiscono. Io vedere nel display che c'è una certa linea giungerà alla fermata dopo 28-36, come ho visto io, 42 minuti, è una sconfitta per un'amministrazione. Per far questo noi dobbiamo incrementare il contratto di servizio, ma per far questo dovremmo avere più risorse. Per avere più risorse la gente dovrebbe pagare di più i tributi, per pagare di più i tributi dovrebbe avere consapevolezza del significato del coinvolgimento. Altissima, tra le più alte. Sì, però abbiamo anche il 50% di evasione, direttore. Quindi il problema è questo, noi vorremmo ridurre la taglia. Se solo la gente comprendesse che facendo un piccolo sforzo tutti vivremmo meglio. È una questione di sinergia, di spirito collettivo, di spirito comunitario, come spesso lo definisco io. Allora, io spero che i cittadini in qualche modo modifichino il loro atteggiamento, ma noi come amministrazione ancora abbiamo tanto da compiere, perché non potrò mai cullarmi sul fatto che si tratta di dati non aggiornati e comunque riferiti al 2022, perché io sono sicuro che se avrò la grazia di stare qui fra un anno, comunque non penso cambierà tanto se la città non ci aiuta. Vediamo un attimo solo, ancora con il sindaco, le voci che determinano la classifica. Vediamo su quali voci in particolare il sindaco si vuole impegnare qui al nostro incontro settimanale. È il cartello numero 1, il cartello che abbiamo visto poco fa.
Eccolo qua. Affari, lavoro, ambiente, abbiamo parlato fino a questo momento, istruzione e formazione, popolazione, reati, reddito e ricchezza, sicurezza, certamente questo è un problema. Le dico subito, la sicurezza sociale ovviamente è il riflesso dei reati. Da qualche settimana a questa parte, comunque chiunque legga il giornale locale, chiunque legga la Sicilia può vedere ogni giorno comunicati su operazioni ad alto impatto compiute, perché le forze dell'ordine in collaborazione con la nostra polizia locale hanno assolutamente cambiato registro con l'avvento del nuovo questore, quindi c'è un'azione repressiva molto più capillare che sta modificando la percezione sulla sicurezza sociale, al punto che, come dico sempre a proposito di quella specifica classifica che c'è su un portale Numbeo, nel primo semestre del 2023 eravamo la terza città più pericolosa come percezione d'Europa. Ora siamo oltre il 150° posto, non la smentisco io. Se dobbiamo riferirci a quei dati oggi dicono che siamo oltre il 150° posto. Per quanto riguarda l'istruzione, rivediamo un attimo il cartello, un momento, velocemente. L'istruzione e la formazione, che sono poi ovviamente propedeutiche ad affari e lavoro, c'è in questo momento una bellissima sinergia con l'università per cercare di canalizzare, di spingere sul settore dell'innovazione, della scienza, della tecnologia, sulle cosiddette materie STEM, in cui ci sono straordinarie opportunità occupazionali. Nessuno sa forse che il laboratorio di fisica nucleare di Catania ospita numerosissimi studenti, non solo del nord Italia ma di tutta Europa, proprio perché viene considerato un'eccellenza. E allora cerchiamo di comprendere quali sono le opportunità che noi abbiamo, offrirle sapendole valorizzare ai nostri studenti, che molte volte neanche le conoscono. Io posso garantire che per quanto riguarda l'occupazione su quelle specifiche materie ci saranno opportunità straordinarie che certamente consentiranno di livellare quel divario che oggi stiamo subendo. Dopodiché, se parliamo di tempo libero, io vorrei vedere uno solo del nord che non mi dica che Catania è 100 volte meglio di qualunque altra città del nord Italia per quel che offre in termini non solo di attrattività naturale ma anche di condizioni meteo, e questo non è certamente perché per il sindaco o l'amministrazione sono bravi, assolutamente. Abbiamo una città che è meravigliosa di suo, dobbiamo essere bravi però a considerarla tale. Facciamo una pausa e poi torneremo in diretta con il sindaco Trentino, state con noi. Questo è l'appuntamento con il sindaco di Catania Trentino, rigorosamente in diretta. Adesso tocca a voi. WhatsApp 342 74 55 005, come vedete lì sullo schermo lato destro, altrimenti le mail in diretta sicilia24focus@telecolor.it. Sindaco, pensi che il signor Paolo Vona è venuto personalmente a consegnarci questa mail che ora le leggo? Perché non istituire una navetta che collega il parcheggio dei due obelischi con il policlinico? Paolo Vona aggiunge: mia nipote è costretta ad arrivare in centro per poi risalire verso il policlinico, quindi allungando percorsi e tempo. Mi trovo impreparato, a orecchio potrebbe essere una soluzione interessante che io sottoporrò adesso ai tecnici dell'ufficio traffico urbano e della MTS per comprendere se sia percorribile questa soluzione e se effettivamente offra, come penso offra, delle opportunità di risparmio di tempo, fermo restando che noi, per quanto riguarda intanto il collegamento fra la stazione Mila e via Santa Sofia, stiamo individuando una soluzione che già abbiamo iniziato con il servizio navetta ma che vorremmo rendere strutturale. Sempre su via Santa Sofia adesso c'è sempre la pattuglia ogni mattina per evitare quella sosta selvaggia che impedisce il transito delle ambulanze, sebbene là vi è un problema su cui ci stiamo confrontando con la direzione generale del Policlinico, perché gran parte delle code sono determinate dalle auto che devono accedere ai parcheggi del Policlinico, quindi non c'entra la sosta selvaggia. Col vice sindaco più volte ci siamo legati perché vogliamo conoscere i problemi per poter dare una soluzione, e abbiamo quindi visto che non è sufficiente eliminare la sosta selvaggia, che è in ogni caso un problema marginale. Il problema è quello dell'accesso alle aree di sosta del Policlinico. Vediamo WhatsApp in diretta se c'è, altrimenti leggo questa mail. Eccolo qua. Vorrei ringraziare il sindaco per la disponibilità ad ascoltare i cittadini. Nella fattispecie vorrei chiedergli delle dismissioni della cementeria zona Faro.
della Cartiera all'Arena. Si possono bonificare quindi Cementeria, Zona Faro, Cartiera all'Arena. Sì, A chi spetta sono ormai decenni che sono in disuso, grazie per anticipatamente. Chi scrive evidentemente ha un po' di cultura urbanistica, è certamente sarebbe una bella iniziativa, ma sono aree private, non sono aree pubbliche, pertanto noi non ne possiamo fare uso. Se dovessimo farne uso dovremmo farlo a certe condizioni economiche che non ci possiamo permettere. Quindi là è chiaro che chiunque ami sognare come faccio io immaginerebbe la dismissione e la bonifica del sito per la realizzazione di un parco urbano, ma inevitabilmente questo dipende da chi ha comprato quelle aree e pensa pertanto di voler investire. Io dico subito che investimenti lì, per quel che mi riguarda, a meno che il piano regolatore poi dovesse decidere qualcosa di diverso una volta che sarà approvato dal Consiglio Comunale, non ne consentirò, perché non ammetterò certe opere di speculazione. Quindi una moral suasion, come dicono, un suggerimento? Ma il suggerimento, oddio, a me piace la filantropia, ma non posso pensare che degli operatori commerciali che hanno comprato per ovviamente capitalizzare poi improvvisamente si ravvedano e cedano gratuitamente alla città. Se lo facessero gli regalerei la candelora d'oro. Che bello. Vediamo un altro WhatsApp in diretta se c'è, se non leggo questa mail, eccola qua. Signor Sindaco, buon pomeriggio, le chiedo di risolvere un problema creato da un vostro stesso disservizio. Tutti questi monopattini che ammorbano la città, abbandonati dovunque, ostruendo marciapiedi, creando impedimenti a anziani, disabili e non vedenti e anche ai normodotati. Non voglio dire il prezzo del progresso perché sarei veramente sgradevole. Purtroppo è un problema su cui ci stiamo confrontando con tutti i sindaci d'Italia, perché non è un problema di Catania, anzi forse a Catania viene vissuto con meno drammaticità rispetto a Roma. L'altro ieri a Roma io notavo come appunto questi monopattini sono in una condizione ancora più selvaggia di quanto non siano a Catania. Scusi, hanno fatto un referendum e l'hanno vietati, sì. Però vede, stiamo parlando di una realtà particolare. Parigi ha una rete metropolitana così capillare per cui comunque il trasporto pubblico può sopperire alla mancanza di monopattini. Il monopattino, così come tutti i car sharing o i noleggi di biciclette o di motoveicoli, è una forma per, anche in questo caso, dissuadere dall'uso dell'auto. Però siamo sempre lì. Dipende poi da chi usa il monopattino, evitare di abbandonarlo in modo assolutamente ineducato. Devo dire che le società che offrono il servizio stanno intervenendo con più tempestività per cercare quantomeno di garantire delle soste che impediscano meno il transito dei pedoni e quindi l'utilizzo dei marciapiedi da parte di anziani o da parte comunque di chi deve camminare col passeggino. Però su questa cosa noi non dovremmo vietarli. Vietarli comporta altro tipo di problemi, dobbiamo trovare un senso di misura. Però io dico sempre che è una di quelle cose in cui il tempo alla fine troverà la possibilità di raggiungere un'intesa fra chi li utilizza e capirà quindi che deve utilizzarli in modo intelligente e chi invece deve utilizzare i marciapiedi per poterci camminare. Sono contento di questa sua risposta perché io uso il monopattino, spero, direi in maniera intelligente, mi auguro. Vediamo ancora un altro WhatsApp, altrimenti leggo questa mail, eccola qua. Buonasera, noto con piacere che è tornata finalmente la luce nella zona dell'ex Motelagip ad Ognina. Vorrei invece sapere che tempi si prevedono per il completamento della pista ciclabile, considerato che i lavori vanno molto a rilento, creando disagi alla viabilità. Ecco, questo teleascoltatore mi offre anche l'opportunità di ricordare che io avevo assunto l'impegno 3 settimane fa che entro 5 settimane sarebbe tornata la luce nelle torri faro di Ognina e dell'ex Motelagip. Invece siamo stati molto più tempestivi e in 2 settimane abbiamo illuminato l'area. Per quanto riguarda la pista ciclabile non sono così d'accordo sulla lentezza dei lavori, anzi stanno procedendo speditamente al punto che abbiamo già liberato il cantiere in tutta la prima parte del lungomare. Fino a Piazza Nettuno è stata completata, stanno per completare la seconda parte. Io non ho alcuna difficoltà a riconoscere lentezze in alcuni lavori, per esempio in Piazza Nettuno, adesso finalmente hanno subito una brusca accelerazione per cui stiamo per aprire
Piazza Nettuno che sarà denominata finalmente Piazza Franco Battiato. Quando sarà questa apertura? Ma è questione di giorni, nel senso che non so se addirittura la prossima settimana già si possa inaugurare. Bellissimo, però ecco, la ciclabile sta procedendo speditamente, adesso noi dobbiamo proseguire su tutto l'asse che va oltre i Piazza Mancini Battaglia, arriva sostanzialmente all'inizio del 10 Castello. Grazie Sindaco, andiamo avanti ancora con qualche WhatsApp se possiamo leggere. Egregio signor Sindaco, si faccia una passeggiata a Viale Mario Rapisardi, diventato una repubblica autonoma, sporcizia, abusivismo, parcheggio selvaggio, eppure insistono tante attività che pagano tasse e hanno diritto di un ambiente pulito e sicuro. Grazie. Condivido assolutamente la definizione di Repubblica Autonoma, anche se devo dire che comunque stiamo provando a raggiungere un'intesa. C'è il famoso tema della BRT, che deve passare, della linea di autobus veloce che deve passare da Viale Mario Rapisardi, che presenta qualche criticità perché per la mutevolezza della carreggiata, del sedime stradale, in alcuni punti potrebbe creare qualche problema, però devo dire che dai confronti che stiamo compiendo, che stiamo effettuando con i residenti e con i commercianti, parrebbe si stiano ponendo le premesse per poter provare a realizzare questa BRT. Dopodiché c'è sempre l'ulteriore tema dei rifiuti, ma questo è un tema che oramai stiamo affrontando in tutta quanta la città. Devo dire che con queste telecamere killer, come abbiamo detto venerdì scorso, abbiamo già iniziato una efficace azione di repressione. Noi su questo tema dei rifiuti è inutile che io dica in 2 o 3 mesi risolveremo. Il periodo temporale è certamente più lungo, però siccome in ogni cosa poi io credo che prevalga il buonsenso, così come vediamo che sempre di più sono le persone che si fermano ai semafori pedonali anche a prescindere dalla presenza di pedoni che devono attraversare, vero. Ecco, il rispetto delle regole si impara progressivamente. Anche sul tema dei rifiuti i catanesi capiranno che non è che fanno un torto all'amministrazione, lo fanno a loro stessi e soprattutto ai loro figli nel momento in cui non rispettano l'ambiente in cui i loro figli dovranno crescere. Un pronostico concreto, quanto tempo pensa che per, come dire, raddrizzare la baracca sui rifiuti a Catania? Ma guardi, considerando che noi dobbiamo cominciare con un'efficace azione di comunicazione che comunque ci vogliono dei tempi ragionevoli, io non me la sento di dire che prima dei 2 o 3 anni risolveremo definitivamente il problema. Posso anche aggiungere che io mi augurerei che in 2 o 3 anni si risolva definitivamente il problema, che è quello della formazione di discariche abusive, perché sul tema dei servizi, l'ho detto prima, molto è stato fatto, molto stiamo facendo. Dobbiamo semplicemente essere più attenti nei controlli, perché non vorrei che qualcuno degli addetti allo spazzamento rallenti le proprie operazioni per far capire che bisogna assumere altri in un ciclo di favori concentrico che non deve assolutamente essere ammesso e non deve passare. È un sospetto o una certezza? No, è un sospetto, che nessuno eventualmente dovesse agire così si permetta di pensare che io caschi nella trappola, che l'amministrazione caschi nella trappola, anzi saremo molto più inflessibili. Chi non compie il proprio dovere se ne andrà a casa. In questi 2 o 3 anni che dobbiamo fare, Sindaco, per migliorare? È quello che stiamo facendo. Intanto noi puliamo, intanto cominciamo con le attività di comunicazione, l'ho detto in una delle scorse puntate, la lanceremo all'inizio della primavera grazie a un accordo con l'Accademia di Belle Arti, una campagna di comunicazione massiccia con cui cerchiamo di far capire il valore della città bella, di quella città pulita, che cosa significhi vivere in una città a misura d'uomo, dove la città a misura d'uomo significa anche una città in cui si rispettano le regole. Io però ho chiesto espressamente di essere invitato da alcune municipalità più di periferia affinché si sensibilizzino non solo i consiglieri della municipalità ma l'intera popolazione a un uso accorto dei carrellati e quindi alla capacità di differenziare. È un lavoro estremamente ampio che nelle altre città hanno cominciato. Perché Milano, Bolzano, che è la prima in classifica, sono così virtuose? Perché questo lavoro è cominciato 15 anni fa. Quindi sono in una fase molto più progredita di noi, là hanno i cassonetti intelligenti che noi in questo momento ci possiamo sognare, perché se provassimo a metterli sarebbe
il delirio. Che succederebbe? Il delirio, nel senso che a quel punto ci sarebbe l'abuso, li romperebbero per aumentare la quota di indifferenziata e noi pagheremmo sempre di più. Quindi è un processo che deve essere graduale. Questo non significa che per un solo giorno il direttore del servizio ecologia, l'assessore Tomarchio o il sindaco stiano con le braccia concerti dicendo vabbè, visto che ci vogliono 2 o 3 anni, allora aspettiamo, non indugiamo neanche un attimo, siamo in una condizione di, come dico sempre, di proattività. Io continuo a stressare loro continuano a stressare me, perché appunto si sia sempre sul pezzo e non si perda tempo. Per chiudere, Sindaco, in 2 parole, che Natale sarà questo per Catania? Io mi auguro che sia un Natale di riscossa, un Natale di ripresa, un Natale in cui la gente cominci ad avvertire anche il piacere di essere catanese. Tantissimi catanesi che vanno via mi dicono sempre la stessa cosa: tu puoi togliere un catanese da Catania, ma non potrai mai togliere Catania dal catanese, perché è una città meravigliosa che ti manca nel momento stesso in cui la lasci. Bene, questa città merita solo di essere coccolata, di essere accudita, di essere accarezzata, e credo che le festività natalizie, anche con lo sforzo che abbiamo compiuto di addobbi che in qualche modo alimentano il senso di calore, di conforto, ci sono più luminari quest'anno? Assolutamente. Tutto questo credo che induca a un atteggiamento migliore dei catanesi, non solo nei confronti degli altri catanesi, ma nei confronti della città. Io credo che sarà un Natale più bello, sarà un Natale, non voglio esagerare a dire di risorgimento, ma comunque un Natale in cui la gente comincerà a riassaporare il piacere della riscoperta di una città che vorrà rispettare, perché solo dal rispetto della città deriva il rispetto dei cittadini, derivano migliori condizioni di vita per tutti e un maggiore benessere sociale. Comunque noi ci rivedremo prima del Natale, venerdì prossimo, con il sindaco di Catania, Enrico Trantino, che ringraziamo molto per essere stato in diretta ancora una volta con noi, ospite dell'appuntamento con il sindaco. Ci rivediamo venerdì, grazie e buon pomeriggio. Buon pomeriggio.